Per noi è andato oltre le più rosee aspettative, a partire dalla percentuale di votanti, perché un 68 e rotti per cento è il secondo risultato in provincia di Treviso, tra l'altro con una lista solo, quindi senza la tensione che ci può essere o l'attrazione che ci può essere quando ci sono degli sfidanti. Bene anche i voti, per la validità dei voti, perché abbiamo avuto poche schede bianche e pochissime schede nulle, per cui vuol dire che la gente è venuta, ha votato la lista e ha votato soprattutto i candidati consiglieri. Oltre la metà dei voti è voto di preferenza, quindi anche questa è una bella soddisfazione, vuol dire che la gente è venuta e ha voluto scrivere il nome di chi effettivamente gli ha dato fiducia. In questo momento chi si sente di ringraziare? Allora, innanzitutto ringrazio le persone che sono venute a votare, questo è un grande segno che il nostro comune ha dato, non tanto per quanto un segno di apprezzamento per il sindaco, assolutamente, ma un segno che le persone ci tengono a Refrontolo. L'hanno dimostrato anche in altre occasioni e questa è un'occasione che certifica questo affetto che i refrontolesi hanno per il proprio comune. Hanno capito che un commissario sarebbe stato deleterio per noi e hanno agito, quindi sono venute, hanno votato e quindi hanno garantito la prosecuzione dell'amministrazione di questo comune. Quindi il mio più grande ringraziamento sicuramente va ai cittadini di Refrontolo. Poi non posso dimenticare i candidati consiglieri, che adesso sono tutti confermati consiglieri, perché avere tutte quelle preferenze, credo sia il numero massimo di preferenze mai raggiunte nel nostro comune, vuol dire che ci sono dati tanto da fare. Sono andati a parlare con le persone, gli hanno spiegato le motivazioni, il perché andare a votare e si sono portati a casa tante preferenze, quindi bravi anche ai miei consiglieri. Questa sera ci sono i festeggiamenti e domani cosa succede? Questa sera ci sono modesti festeggiamenti perché diciamo che sappiamo che il lavoro da fare è tanto, quindi già pensiamo al lavoro da fare. Domani proseguiamo su quello che da dove eravamo rimasti prima, quindi proseguiremo con le opere in cantiere, che è uno dei motivi che ci ha spinto a chiedere ancora la fiducia dei cittadini.